Buongiorno a tutti voi, siamo appena giunti a Meana Sardo per la loro manifestazione. Ci hanno detto che tutti i nostri amici che ci sono stati che si tratta di un paese molto bello, una manifestazione molto ben organizzata. Il primo edificio che abbiamo visitato è la chiesa, meravigliosa. In questo momento si sta celebrando la Santa Messa, ma è già incominciata da un po' e quindi noi siamo usciti. Però ve la vogliamo mostrare al suo interno e anche tutto il resto del paese, perciò se siete curiosi, allora bene, garigonto. Questo è il bellissimo altare della chiesa di Meana Sardo, oggi decorato con moltissime composizioni di fiori rosa in varie tonalità e bianchi. Una bellissima statua della Madonna con la sua veste dorata e il mantello celeste. La Madonna del Carmelo con lo scapolare, paramenti. Vedete che carino questo ombrellino con tutta l'uva e le spighe ricamate sopra, altri paramenti, un organo antico, San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio di Padova e Sant'Ignazio da Laconi. Bellissimo questo drappo bordeaux, queste vesti che probabilmente erano delle confraternite, una serie di abitini da battesimo bellissimi nella cappella della fonte battesimale, e poi anche qui ci sono tantissimi costumi maschili e femminili, le vesti battesimali, le camiciole che vengono utilizzate durante il battesimo, delle copertine, insomma tutto il corredo che veniva utilizzato per i neonati, e in fondo il fonte battesimale con due signore da far presumere la mamma del neonato e la madrina. Questo è il cappello di un sacerdote, siccome ha il cordoncino fucsia, fa pensare al vescovo, anche questo, un abito molto elegante, con la mantellina sempre fucsia, due bambine con l'abitino bianco come se stessero per ricevere la prima comunione, e questa è anche la cappella dell'Assunta, che qui indossa delle deliziose scarpine bianche. Aggiungerei che non è scalza come da qualche mese è diventata la nostra, col mio totale disappunto. Ancora un elemento del vestiario del vescovo, chiaramente, perché fucsia. Questa è la cappella dedicata a Sant'Antonio di Padova, inconfondibile il santo col bambino Gesù, l'abito dei frati francescani. C'è la statua di un santo vescovo, un'altra, questa la vedete, non so chi possa essere, col bambino Gesù che tiene nel braccio un secchietto, e dei manichini che rappresentano una signora in abito tradizionale non particolarmente datato e un'altra che invece indossa l'abito della vedova, un sacerdote e il suo chierichetto. Tutti questi sono manichini. La particolarità di questo altare è che mentre la chiesa ricorda molto tante altre chiese della Sardegna, l'altare è rialzato, bisogna infatti percorrere 5 gradini prima di raggiungere il presbiterio. Dall'interno della chiesa è tutto, vi saluto Zibrisanus.